La prima parte dei lavori inizieranno la prossima settimana. Riguardano il viadotto Acragas 2, ovvero il lato agrigentino, di quello che comunemente è conosciuto come Ponte Morandi. Torneranno così presto ad essere collegate, forse anche prima dell'estate, la via Dante con la zona del campo sportivo. Dall'avvio del cantiere sono previsti infatti 180 giorni. Il costo previsto, ma è da ripartire con il lato empedoclino, è di €500.000, soldi che serviranno per il risanamento delle travi ammalorate. E le condizioni del lato empedoclino sono ben più critiche, le infrastrutture risultano ancor più ammolorate. Un'opera costruita agli inizi degli anni 70 e che oggi necessita di un complesso ed impegnativo restyling. L'ANAS ha previsto un corposo progetto di intervento di manutenzione straordinaria che riguarda lavori strutturali di risanamento del viadotto e adeguamento dei cordoli con l'installazione di una nuova barriera. Il progetto è però al momento in corso di validazione. A sollecitare risposte dall'ANAS, considerando che il viadotto è chiuso da 2 mesi, è stato il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, a sua volta pungolato dal consigliere comunale Pasquale Spataro di Forza Italia, che aveva paventato un'azione di protesta plateale volta ad accendere i riflettori su questa importante arteria viaria.